Ultimo giorno di scuola per Parmonval e Don Carlo Misilmeri impegnate al Francolo Monaco di Palermo per la 30ª giornata del campionato di eccellenza Girone A. Parmonval ormai purtroppo relegata da tempo all'ultimo posto della classifica. Don Carlo Misilmeri che invece cerca punti per andare ad acciuffare il treno che porta ai playoff, e si parte subito forte per la squadra di Totò Aronica che con Lucera, dopo un minuto di gioco, non inquadra lo specchio della porta. Passano una ventina di secondi, altra azione manovrata sulla destra nuovamente per Lucera, questa volta sul secondo palo non riesce né a crossare né a fare tap-in, spazza via la difesa della Parmonval all'11° minuto. Azione nuovamente sulla destra con la palla scodellata in mezzo, il colpo di testa si avventa sulla sfera, Balistreri blocca in due tempi il portiere della Parmonval Liga. Parmonval che non riesce ad uscire dalla morsa, e allora Don Carlo che ci prova questa volta con un tentativo dalla distanza di Pellegrino, palla che sorvola la traversa Liga, in realtà sembrava battuto. Poco dopo la mezz'ora il primo tentativo da parte della Parmonval ed è subito pericoloso, con Serbo che si gira, calcia verso la porta, Moschella si deve impegnare a metterla fuori dallo specchio, poi altro cross dalla destra, la palla rimane in area dove c'è ancora una volta un tentativo della Don Carlo Misilmeri. Vincenzo Manfre, sempre lui, torna dopo l'infortunio che l'ha costretto a saltare la sfida contro l'Acragas e porta in vantaggio la Don Carlo Misilmeri, che sblocca la partita, scaccia via i fantasmi e soprattutto mette la partita sui propri binari. Calcio d'angolo per la formazione di Aronica con la palla che arriva sul secondo palo, la gira Balistreri, arriva però lentamente dalle parti di Liga in quella che è l'ultima occasione di un primo tempo a forti tinte biancorosse, non potrebbe essere altrimenti. Vedremo però che nel secondo tempo, che parte adesso con le nostre immagini, la Parmonval cercherà di uscire un po' dal guscio, intanto con questo calcio di punizione con la palla calciata verso lo specchio della porta da Guastella, alla parata senza grossi problemi da parte di Moschella, ancora una volta preferito a Marino in questo finale di stagione. Ma attenzione a questa palla gol per la Parmonval, la palla scodellata verso l'area dove c'è l'Abate, appena entrato in campo nuovamente Moschella a dire di no e a negare un beffardo pareggio alla Parmonval. Don Carlo che si scuote anche dopo i cambi di Aronica, che inserisce tra gli altri lo Gerfo. Conclusione qui da parte di Sino con la parata non perfetta da parte di Liga. Passano per poco meno di 3 minuti, colpo di testa di Gabriel Colombatti in gol. Ancora una volta sui sviluppi di una palla inattiva c'era riuscito all'andata a Caseldaccia, ai tempi voleva l'1-1, questa volta da un po' di serenità in più alla Don Carlo Misilmeri per il finale di partita. Tanti giovani in campo nel finale, ma ancora una volta Colombatti che scheggia il palo su un'altra azione di palla da fermo. Ed è questa l'ultima azione della partita e della regular season per Parmonval e Don Carlo Misilmeri. Parmonval è retrocessa in promozione, Don Carlo Misilmeri che aggancia i playoff e sarà di scena al primo turno sul campo della Pro Favara. Da Sportisili per il momento è tutto, alla prossima!